Tra le tifoserie delle due squadre non c'è una rivalità storica, eppure nella dopopartita della gara di Serie A2 di basket tra De Longhi Treviso Basket e Sharks Roseto domenica scorsa si sono registrati momenti di alta tensione. Mentre si avviava sulla via del ritorno all'altezza del bar Miscatena a Catena di Villorba, il pullman dei supporter abruzzesi è stato colpito su un finestrino da una bottiglia. Ecco la ricostruzione di Alessandro Tolloso, dirigente della Digos della Questura di Treviso. Durante il tragitto che il pullman stava facendo dal Palaverde al casello di Treviso Nord, all'altezza appunto del bar, il pullman è stato oggetto di un lancio di verosimilmente una bottiglia che ha provocato il danneggiamento del mezzo. A quel punto alcuni tifosi ospiti sono scesi e hanno cercato il confronto con i trevigiani. Il pronto intervento della polizia comunque ha scongiurato che questo alterco avesse delle conseguenze particolari. Infatti non ci sono stati feriti, risultano solo 2 mezzi lievemente danneggiati, oltre naturalmente il pullman con cui si stavano spostando i tifosi rosetani. La corriera, essendo stato danneggiato solo un vetro esterno, è stata fatta ripartire, mentre i poliziotti hanno identificato gli ultra trevigiani. Gran parte dei tifosi rosetani erano già stati identificati all'atto di entrare al Palaverde. Alcuni tifosi trevigiani, 12, sono stati accompagnati in questura per le identificazioni del caso. Naturalmente dovrà seguire tutta un'attività volta alla ricostruzione dei fatti, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza del bar e quelle della polizia scientifica, che ha ripreso alcuni momenti del tafferuglio. Nella Tafferuglio sarebbero stati esplosi anche almeno 3 petardi. Nessun ferito comunque. Dovessero essere accertate responsabilità, il reato ipotizzato è il lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive.